La tragedia di Jesolo, un lutto gravissimo, la perdita di entrambi i genitori. Oggi Federico e Simone, i figli della coppia morta nell'incidente di Jesolo, chiedono la verità sulla vicenda. Stop alle consegne notturne dall'Alibaba in via Bissuola Mestre dopo la rapina alla rider delle pizze, quando 3 banditi mascherati l'hanno aggredito rubandogli centinaia di euro. C'è forte preoccupazione anche in Veneto dopo l'annuncio di Trump sui dazi all'Unione Europea. L'assessore regionale Marcato commenta: in questo momento tutto serve tranne i dazi. La mia lista civica sarà argomento di discussione, questa è la convinzione di Luca Zaia in vista del tavolo nazionale del centrodestra fissato per le regionali d'autunno, e sulla data del voto il Presidente torna a chiedere l'Election Day. Sit-in al Lido di Venezia per difendere le capannine ai Murazzi, l'iniziativa lanciata tramite social è riuscita a bloccare temporaneamente la demolizione. Torna il progetto dei lavori di pubblica utilità nei parchi cittadini per promuovere l'inclusione sociale e rafforzare la cittadinanza attiva, il via questa mattina al Parco San Giuliano. In occasione della festa del Redentore, Trenitalia metterà a disposizione corse extra per agevolare il deflusso dei visitatori, previste 16 corse straordinarie per un totale di 16.000 posti disponibili. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali i temi della sanità, con il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna questa sera puntuale alle 21. Liste d'attesa, vi chiediamo un voto secco alla sanità veneta. Per voi la sanità veneta è promossa o bocciata? Se è promossa il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se è bocciata il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring con il vice direttore Ferdinando Avarino. La cronaca ci riporta a Jesolo dopo la tragedia che si è consumata sabato pomeriggio con la morte dei 2 sessantenni, un lutto gravissimo, la perdita di entrambi i genitori. Oggi Federico e Simone, i figli della coppia di arleisti morti nel maxi incidente di Via Adriatico, chiedono la verità sulla morte di mamma e papà, figli che prenderanno parte alla fase delle indagini preliminari, come ci racconta Anna Maria Parisi. Si fa sempre fatica a pesare il lutto, la perdita, ma entrambi i genitori è un fatto gravissimo. Omicidio stradale aggravato con pluralità di eventi. Questo è il reato che si configura a carico del camionista moldavo di 44 anni di Padova che sabato pomeriggio in Via Adriatica a Jesolo guidava completamente ubriaco il suo furgone, confermato infatti lo stato di ebbrezza con esami ufficiali, e unico indagato nel maxi incidente con coinvolte diverse autovetture e un camion con 4 feriti, e costato la vita alla coppia di motociclisti originari di Marghera, residenti a Peseggia di Scorzè, di ritorno dal mare in sella all'Harley, Manuela Ghezzo, 60 anni, il prossimo 18 agosto, e il marito Davide Magnanini, 59. A parlare è l'avvocato Simonetti di Mestre, il legale di fiducia dei figli della coppia, Simone 30 anni e Federico 25, 2 ragazzi che in un pomeriggio d'estate hanno perso tragicamente tutto, perdendo entrambi i genitori. È un lutto che merita la massima attenzione, la massima scrupolo, proprio perché anche se il dolore non è che si possa pesare, ma capisce che si tratta di una famiglia di 4 persone che viene dimezzata. Figli che ora chiedono verità su quanto accaduto. Il mandato l'abbiamo ricevuto stamattina, quindi non abbiamo visto nessun documento. Dalle notizie di stampa sembrerebbe appunto che l'omicidio colposo sia aggravato dall'ebbrezza alcolica, e come le dicevo i camionisti hanno la tolleranza zero sull'alcol nel sangue, e quindi i numeri che ho letto sulla stampa sarebbero di particolare gravità. Figli che prenderanno parte alla fase delle indagini preliminari. Se viene disposta una perizia, una consulenza tecnica in questo caso, hanno facoltà di nominare un ingegnere, ed è quello che si consiglia sempre in questi casi, perché leggere poi dalla stampa la ricostruzione di quello che è successo non è il modo migliore poi per cercare di affrontare queste tragedie. In questo caso l'omicidio purtroppo è plurimo, nel senso che nello stesso evento perdono sia la mamma che il papà, e quindi
merita l'approfondimento massimo e la massima diligenza nel ricostruire quello che è successo. Poi i tempi delle perizie sono 30-40 giorni normalmente. Un sabato pomeriggio in apparenza come tanti sulla rotonda Bennett di Jesolo, quello appena trascorso, dove invece la vita di entrambi i genitori di Simone e Federico è stata spazzata via per sempre. Stop alla consegna notturna da Alibaba, una pizzeria di Mestre, dopo la rapina violentissima con coltello e bastone ai danni di un rider sabato notte. Stop alle consegne notturne da Alibaba in via Bissuola Mestre dopo la violenta rapina al rider delle pizze subita sabato scorso dopo le 22:30, quando 3 banditi mascherati con cappuccio e armati di coltello e bastone, 2 dei quali dalla pelle chiara con il terzo, pare, di nazionalità africana, hanno rapinato il rider delle pizze dell'incasso della serata, 400 euro scarsi. Lui ancora ha paura, adesso non facciamo più la consegna a domicilio dopo alle 10. Però paura sempre c'è queste cose perché è importante la salute e la vita. È lo stesso Hussain, il rider delle pizze di nazionalità pakistana di 34 anni, ancora sotto shock, che in mattinata ha presentato denuncia dell'accaduto in questura Venezia a raccontare la violenta aggressione subita al quartiere Pertini a Mestre mentre consegnava le pizze a domicilio. 3 persone, una persona con coltello, una persona con bastone. Dove ti hanno puntato il coltello? A questo. Sulla pancia? Sì. Coltello 20-30 centimetri lungo. E uno ti ha puntato il coltello e un altro invece? Sì, una bastone. Sul collo? Sì. La decisione di sospendere le consegne dopo le 22, una rinuncia forzata che riflette il clima di paura crescente tra i lavoratori e l'esercente del quartiere Bissuola. Ad ottobre scorso un'altra rapina con lo stesso modus operandi. Perché è successo 3-4 mesi fa un'altra pizzeria, ho sentito, e anche con noi lo stesso posto e le stesse cose è successo. Quindi è una banda che agisce? Secondo me sì, c'è una squadra che fa queste cose. La questione dei dazi, sabato l'annuncio da parte della Casa Bianca, da parte del presidente americano Donald Trump, l'economia europea trema e trema inevitabilmente anche l'economia veneta, che è particolarmente vocata all'export. Queste le parole dell'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato. Ci mancava solo questa, come se non bastassero le guerre drammatiche che continuano ad esserci, il tema energetico, le materie prime, cioè come se non bastasse tutto questo ci mancavano anche i dazi. Cioè, i grandi colossi economici mondiali dovrebbero essere agevolatori di processi, non appesantire ulteriormente la situazione che non è delle migliori. La congiuntura economica e finanziaria la conoscete tutti, tutto serve tranne che i dazi. A margine della presentazione del nuovo piano di credito regionale a supporto delle imprese venete, l'assessore Marcato ha commentato l'annuncio di Trump sui dazi al 30% per l'Unione Europea. Gli imprenditori per loro natura hanno bisogno di fare investimenti, quindi di pianificare investimenti e avere un'idea di piano industriale. Con un interlocutore come l'America, che ogni 3 minuti cambia l'assetto complessivo dei rapporti fra paesi, diventa difficile fare tutto questo. Evidentemente uno deve sapere se l'anno prossimo avrà dei dazi oppure no, perché non è che può prescindere da questo. Ripeto, siamo già in una congiuntura particolarmente fragile. Forte preoccupazione è stata espressa anche dalla presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carronna. Temiamo dei contraccolpi pesanti, ha dichiarato. L'Unione Europea sia unita e ferma. Ma secondo la CGA di Mestre il Veneto può puntare su 3 aspetti. Noi abbiamo 3 fattori che portano a un po' di ottimismo, soprattutto noi veneti. L'Italia e dentro l'Italia in modo particolare il Veneto. Primo, noi abbiamo un elenco prodotti che esportiamo molto lungo, quindi se non va uno va l'altro, questo è un po' il nostro motivo di minimo di ottimismo. Secondo motivo, abbiamo un lunghissimo, il più lungo elenco di paesi clienti verso i quali esportiamo. Evidentemente se va male o si rompono gli equilibri con un paese può darsi
sì che troviamo spazio in un altro. Terzo, anche nei confronti del mercato americano, statunitense, noi abbiamo esportazioni di medio-alta gamma di prodotti. Significa che i clienti nostri negli Stati Uniti sono in grado di spendere. Dall'economia alla politica, con le dichiarazioni di giornata del presidente Luca Zaia, che torna a chiedere un election day guardando alle regionali e dà per scontata la presentazione di una lista Zaia, che dice sarà sicuramente sul tavolo del centrodestra, perché i leader del centrodestra si riuniranno a breve proprio per parlare delle regionali. Così Luca Zaia. Stiamo attendendo di capire se si riesce a fare un election day nazionale, cioè quindi mettere assieme tutti. Siccome questo era il messaggio che arrivava da Roma e semplicemente non si è fissata la data per questo, non ci sono altre strategie. Se non ci sarà l'election day fisseremo la data, fisserò la data come è giusto che sia. Nessuna dietrologia, nessuna tattica occulta, semplicemente Luca Zaia aspetta un segnale esterno, visto che le regioni al voto in autunno saranno 6, inutile andare in ordine sparso, il principio ribadito di fatto anche da Massimiliano Fedriga in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, che aggiunge un tassello rigorosamente tecnico e amministrativo, ma dall'indubbio peso specifico. Viviamo un rischio concreto, cioè quella di far andare in bilancio provvisorio queste regioni, con la scadenza PNRR, ricordo, a giugno del prossimo anno. Quindi bisogna trovare una soluzione, o sia quella di rinviare di qualche mese le elezioni, o sia quello di fare una norma ad hoc per non andare in bilancio provvisorio. Qualsiasi essa sia, però dobbiamo tutelare, perché oltretutto rischiamo con questa tornata elettorale di consegnare ogni 5 anni a 5 regioni di andare in bilancio provvisorio. C'è poi la sostanza politica, con il tavolo nazionale del centrodestra chiamato a riunirsi nella prima parte della settimana, ordine del giorno proprio le regionali. Per il Veneto Meloni, Tajani, Salvini dovranno iniziare soprattutto a sciogliere il nodo del candidato presidente, soppesando un altro fattore dirimente, ovvero la presenza di una lista Zaia che lo stesso Zaia sembra dare per scontata. Ovvio che immagino che il tavolo nazionale anche questo sarà un argomento di discussione, visto e considerato che l'eventuale lista Zaia è una lista che è rispettosa nei confronti anche di tutti coloro che non votano Lega, che non votano centrodestra, ma che comunque si sentirebbero, sarebbero disponibili a sostenere magari comunque una candidatura. Lista Zaia da un lato, futuro personale di Zaia dall'altro, con il diretto interessato che continua a professarsi fatalista. In Veneto si dice, c'è un proverbio che dice tutti la vuole e nessuno la ciol, o tutti lo vuole e nessuno lo ciol. Cioè, non ho la più pallida idea, guardi, zero assoluto, nel senso che non ho mai partecipato a riunioni o tavoli nei quali ci si occupi del mio futuro. Vedremo cosa accadrà, bisogna essere anche fatalisti, no? Vi raccontiamo adesso la storia di uno studente universitario che, bocciato lo scritto ad un esame all'università, ha chiesto al professore Alessandro Minello di promuoverlo comunque, dandogli un 18. A raccontare questa storia è lo stesso professore. È stata una sorpresa, nel senso che dopo 20 anni di insegnamento è la prima volta che ricevo una domanda così diretta, che devo dire la verità mi ha rattristato, perché alla fine, dobbiamo dire la verità, non possiamo incolpare tanto questo ragazzo, ma forse dobbiamo fare una riflessione noi, cioè noi come adulti, noi come società, noi come comunità, scuola, se siamo in grado di trasmettere i veri valori che sono collegati anche allo studio. Non incolpa il ragazzo, il professor Minello, ma addirittura si assume la responsabilità se il valore dello studio non è entrato dentro il DNA del giovane in questione, che avrebbe voluto una promozione nonostante un fallimento e dedicarsi invece alla tesi. Non siamo riusciti a far capire a studenti come questo ragazzo che studiare serve per capire le cose, per poi portarle nel lavoro o in ulteriori percorsi di studio. E questo è, secondo me, purtroppo, come l'ho anche detto, un fallimento nostro, perché la fatica, l'impegno, la responsabilità sono valori fondamentali per realizzare qualunque obiettivo.
Nulla a che vedere con i giovani che hanno rifiutato di fare l'esame orale alla maturità, che contestano invece modi e regole. Si può essere d'accordo o meno con delle regole, però il cambio di queste regole deve avvenire secondo percorsi definiti. Non si può, rifiutarsi di fare determinate cose perché non vanno bene. Se non vanno bene si cambiano, ma vanno cambiate nel modo corretto. Sit-in al Lido di Venezia per difendere le capannine ai Murazzi. L'iniziativa lanciata tramite i social è riuscita a bloccare temporaneamente la demolizione. Ci troviamo ai Murazzi per difendere e preservare un punto di riferimento per moltissimi cittadini lidensi e veneziani. Vieni a prendere il sole e impedisci che anche le ultime capannette rimaste vengano demolite. Il presidio è stato autorizzato dalla questura. Più siamo, più ci sarà la possibilità che le cose cambino. Alle 7 del mattino un gruppo di persone si è radunato ai Murazzi per difendere le capannine dall'abbattimento. Sulle strutture in materiale deperibile, notoriamente abusive ma parte del paesaggio lidense da decenni, pende un ordine di sgombero. Una larga parte dell'arco politico di turisti e residenti però si sono mobilitati per difendere ciò che è percepito come un simbolo della vita locale, con un valore ormai storico. L'invito alla partecipazione si era diffuso sui social e alla fine della mattinata il gruppo Murazzi Bene Comune ha annunciato di aver evitato altri abbattimenti e invitato gli aderenti a radunarsi anche nei prossimi giorni finché le demolizioni non verranno interrotte. Intanto una petizione lanciata 5 giorni fa su change.org ha già raccolto 7.000 firme. I promotori chiedono con forza alle istituzioni competenti di fermare immediatamente la rimozione delle capannine. Anche il consigliere comunale di Terra e Acqua, Marco Gasparinetti, era presente alla mobilitazione. Se il quadro normativo non riflette il comune sentire e cozza contro il buonsenso, il mio dovere è proporre modifiche al quadro normativo, ha dichiarato il consigliere, che sta preparando un regolamento per l'utilizzo comunitario delle strutture deperibili dei Murazzi. Intanto torna il progetto dei lavori di pubblica utilità nei parchi cittadini, il via questa mattina al Parco San Giuliano di Mestre. Ritorna il progetto dei lavori di pubblica utilità e ritorna con 18 persone impiegate nei prossimi mesi tutte le mattine nei parchi della nostra città per far manutenzione delle panchine, sistemare il verde pubblico, aiutarci a tenere pulito e decoroso il parco, in lavori complementari a quelli che già l'amministrazione svolge. L'obiettivo del progetto è quello di promuovere l'inclusione sociale e rafforzare la cittadinanza attiva, un'esperienza che in passato ha già permesso a una ventina di persone di costruirsi una seconda chance dal punto di vista occupazionale e personale. È un lavoro importante perché ha un doppio scopo: dà un sostegno economico alle persone dei servizi sociali che sono in carico ai servizi sociali, che hanno bisogno di un piccolo aiuto in un momento particolare della loro vita, e dall'altra parte però insegna anche un mestiere, e molte di queste persone poi a fine del percorso dei lavori di pubblica utilità, che dura 5 mesi, vengono poi assorbite anche dalle stesse cooperative che curano il verde o da altri tipi di lavoro che richiede professionalità adeguate. È uno strumento utile che supera l'idea di una assistenza così dall'alto al basso e diventa invece un momento rigenerativo per le persone che apprendono nuove qualità, apprendono nuove funzioni, apprendono nuove professionalità e le mettono poi a disposizione della collettività. Quindi non solo un contributo economico, ma invece proprio un vero e proprio lavoro a tempo con cui queste persone imparano un mestiere. E dalla terraferma ritorniamo in Laguna per un bilancio della 224esima edizione della Festa della Madonna di Marina. Siamo a Malamocco. Malamocco ha rinnovato la propria devozione alla Madonna di Marina, anche quest'anno con grande successo. La 224esima edizione della festa, nata nel lontano 1801, è ancora oggi più che mai attuale grazie all'impegno di tanti generosi volontari, uno arrivato appositamente perfino dalla Francia, dell'Associazione Festeggiamenti Malamocco, presieduta e guidata con saggezza dal parroco Monsignor Cesare Zanusso. Quest'anno non poteva mancare, nell'ambito della festa, un grato ricordo a Renato Tiso, recentemente scomparso e per tanti anni promotore instancabile della Madonna di Marina. Il momento più suggestivo è stato senza dubbio la processione storico-religiosa per le strade dell'antico borgo,
Quest'anno, invitato a presiedere la processione e l'Eucaristia, Monsignor Renzo Pegoraro, presbitero padovano, nominato da Papa Leone XIV recentemente presidente dell'Accademia Pontificia per la Vita. È una bella festa, è un'occasione anche preziosa e ringrazio Don Cesare e tutti gli abitanti anche di Malamocco per questa occasione. Attingere alla memoria della Madonna di Marina, e vuol dire attingere a una lunga tradizione, parliamo di 224 anni, di fede a Maria, ma anche di senso di appartenenza a una comunità, che vuol dire anche sentirsi un popolo che trova nella fede una sua collante, una sua unità, ma sa camminare nella storia sapendo le proprie radici e guardando con più fiducia il futuro. La processione è stata accompagnata anche dalla banda musicale di Pelestrina, alla presenza dell'assessore Zuin con fascia tricolore. Ora appuntamento per tutti al 2026, sempre nella seconda domenica di luglio. Monsignor Pegoraro spiega così il suo ruolo a Roma. L'Accademia è un centro di studi a servizio della Chiesa, ma in dialogo col mondo scientifico, col mondo tecnologico, con l'intera società. Papa Leone XIV ha richiamato che stiamo vivendo un momento di rivoluzione, citando l'intelligenza artificiale, che è uno dei campi di impegno dell'Accademia. Però poi siamo da tempo sui grandi temi che toccano la vita umana, quando essa rischia di essere minacciata. Ed è iniziato il conto alla rovescia per la festa del Redentore, con Trenitalia che per l'occasione, considerato il previsto flusso di gente, metterà a disposizione 14 treni in più dopo i festeggiamenti, per un totale di 16.000 posti disponibili. Questo nella notte, quindi sono programmate corse straordinarie per Padova, Conegliano, Portogruaro, Bassano del Grappa, Verona, Belluno e Rovigo. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.